meravigliosa, e va Don Primo, Don Mario dall'Arche, e i vari Don Angelo dal Bo, che è angelo di nome e di fatto, e tutti gli altri. Adesso, ecco, come è nato il libro, mi chiedeva l'amico Massimo qui della pasticceria Gianduia. È nato proprio così per caso. Cioè, all'inizio doveva essere un libro di mie fotografie del mio percorso di reporter fatto negli anni '80, e poi invece si è sviluppato in qualcosa di più locale, una voglia forse di raccontare proprio il territorio, perché come dico nel libro qua, uno può andare in giro per il mondo, però posso andare ovunque su questo meraviglioso pianeta, ma non dimenticherò chi sono, dove sono nato e da dove vengo. Quindi io, che ho viaggiato molto durante i miei anni, ho sempre viaggiato, chi mi conosce sa, io mi definisco un salmone che è sempre andato controcorrente, sempre fatto una vita un po' anche rocambolesca. Mi sono reso conto che la ricchezza, io ho cercato per tanto tempo di fare delle foto in giro per il mondo eccetera, e mi sono reso conto facendo questo libro della ricchezza umana che c'è in questo paese e in questo territorio. Se noi diamo un po' più attenzione a quelli che ci stanno intorno, scopriamo che ci sono delle persone meravigliose che vale la pena veramente conoscere a fondo e apprezzare per quello che sono. La storia del dottor Gombos, per esempio, che ha avuto un percorso veramente interessantissimo, che parte da lontano nel 1956, quando c'è stata l'invasione russa di Budapest. È da leggere, non ve lo racconto così non vi tolgo il piacere di leggerlo per conto vostro. E via via le persone eccetera, attorno alla maestra Costella, che è un monumento di storia nostra qua, nazionale, di Colonia.